bentornati su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time 4K. Proseguiamo il viaggio già cominciato con i due precedenti video della serie Real Time sull'autostrada A24 che abbiamo percorso da Roma all'Aquila e dall'Aquila a Teramo, e ora qua nei pressi di Teramo, Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo, prendiamo l'autostrada Adriatica A14 in direzione nord. Quindi direzione Ancona. Oggi è sabato 21 settembre 2024. In questo momento sono le ore 10:59. Se avete visto i primi due video della serie, più o meno alle 9 sono partito da Roma, quindi in 2 ore con anche sosta, l'area di servizio Valle Aterno Est. Sono arrivato all'autostrada A14, ci mettiamo adesso in carreggiata, scusate. Noleggio di questa percorrenza, una Toyota Yaris Cross, mentre entriamo adesso nel chilometro 332 dell'autostrada Adriatica. Sono quindi 332 i chilometri davanti a noi che ci separano idealmente da Bologna, caposaldo dell'autostrada Adriatica che connette appunto Bologna e Taranto, passando per Ancona, Pescara e Bari. Autonoleggio, però mi sono malauguratamente scordato il dispositivo Telepass a casa. Per questo motivo sono stato costretto a prelevare il biglietto d'ingresso all'entrata dell'autostrada. Entriamo in questo momento al chilometro 330, prossima uscita Val Vibrata tra 12 chilometri. Che mancano all'uscita di Ancona Sud. Il video di oggi terminerà poco prima in corrispondenza dell'area di servizio Conero, dopodiché proseguirò a registrare in versione in modalità classic. L'intento è quello di registrare la percorrenza Ancona-Ravenna e poi Ravenna-Bologna. Viadotto Fosso Gabbiano 400 metri.
1460 metri, uno dei viadotti più imponenti dell'autostrada A14, altezza da vertigini rispetto al terreno sottostante. 7 i chilometri mancanti alla prossima uscita Val Vibrata. Area di servizio Tortoreto, sulla destra il Mar Adriatico. Servizio Tortoreto Est, in questo momento sulla destra. Questo si è immesso in carreggiata a una velocità imbarazzante, probabilmente 40 km/h. Prossima area di servizio Piceno tra 31 km. Chilometri mancanti all'uscita di Val Vibrata. Adriatica, Martinsicuro, Tortoreto, Colonnella, Nereto e Santomeno. Santomeno. Tra le località raggiungibili dall'uscita Val Vibrata, in questo momento sulla destra. Prossima uscita San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, tra poco più di 7 km. Quindi passato Val Vibrata, che è stata l'ultima uscita in territorio abruzzese.
San Benedetto del Tronto all'orizzonte. Viadotto Colonnella, 110 metri. Galleria Colle di Marzio. Viadotto sul fiume Tronto, 620 metri, lasciamo quindi la regione Abruzzo, la provincia di Teramo, per entrare in regione Marche, provincia di Ascoli Piceno, subito in avvicinamento uscita San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno. Questa uscita è possibile anche prendere poi il raccordo autostradale per Ascoli Piceno, raccordo 11 se non ricordo male. Prossima uscita Grottammare, tra poco più di 9 km. A raggiungere Ancona Sud. Galleria Monte Renzo. Viadotto Ragnola, 410 metri. Viadotto Ramadini. Fosso Acqua Chiara. Chilometri e mezzo mancanti per raggiungere la prossima uscita Grottammare. Galleria Croce San Benedetto.
vado sul torrente Albula, 340 metri. Sotto di noi il centro abitato di San Benedetto del Tronto, in avvicinamento area di parcheggio terrazza sul mare. Chilometri e mezzo mancanti per l'uscita di Grottammare. Quando si imposta un sorpasso e si decide di cambiare corsia, non basta mettere la freccia, ma bisogna anche assicurarsi che non stia arrivando nessuno. Corsia di sorpasso in avvicinamento uscita Grottammare, viadotto Fosso delle Tavole, mentre lasciamo in questo momento il chilometro 303. Galleria Monte Secco, 770 metri. Controllo di corsia che è estremamente sensibile, basta malapena avvicinarsi alla linea tratteggiata e inizia a suonare, un po' fastidioso. Prossima uscita Pedaso, Galleria Castello di Grottammare, 1250 metri, mentre stiamo percorrendo il chilometro 300. Quindi sono 300 i chilometri davanti a noi che ci separano da Bologna e 443 i chilometri dietro di noi che ci separano da Taranto. 743 chilometri è la lunghezza complessiva dell'autostrada Adriatica A14, seconda autostrada italiana per lunghezza. Viadotto Fosso Santa Lucia, viadotto Fosso San Cipriano, Galleria San Cipriano, 590 metri. Galleria Acqua Rossa, viadotto Fosso Sant'Andrea, Galleria Castello di Cupra Marittimo.
percorrendo l'omonima galleria Pedaso, 1090 metri. Viadotto sul fiume Aso, Adriatico davanti a noi, in questa inquadratura lo si riesce a scorgere bene. Prossima area di servizio Chienti, tra 21 km. Viadotto sul fosso San Biagio, 140 metri. Prossima uscita Fermo, Porto San Giorgio, tra 4 km. Sul fosso della Torre, 110 metri. Fermo, Porto San Giorgio, mentre stiamo percorrendo il chilometro 280. Porto Sant'Elpidio, Monte Giorgio, Grottazzolina, tra le località raggiungibili dall'uscita Fermo, Porto San Giorgio, in questo momento sulla destra. 50 km mancanti all'uscita di Ancona Sud Osimo. Noi termineremo questo video poco prima, in corrispondenza dell'area di servizio Coneo Est.
Viadotto sul fosso Petronilla, 380 metri. Viadotto Ennio, 300 metri. Una citazione che solo chi segue una determinata trasmissione radiofonica potrà capire: Ennio con la doppia Gn. Prossima uscita Porto Sant'Elpidio tra 5 km. Viadotto sul fosso Valle Scura, 290 metri. Area di servizio clienti tra 11 km. Mancanti all'uscita di Porto Sant'Elpidio. Mentre arrivano in questo momento le ore 11:30, questo sabato 21 settembre 2024. Monte Urano e Sant'Elpidio a mare raggiungibili dall'uscita Porto Sant'Elpidio, mentre transitiamo sul viadotto sul fiume Tenna, uscita Porto Sant'Elpidio. In questo momento sulla destra, prossima uscita tra 8 km, Macerata Civitanova Marche. Intanto c'è stato l'allargamento della carreggiata da 2 a 3 corsie di marcia, così sarà sino a Bologna. Ricordo che è in fase di studio l'ampliamento della carreggiata a 3 corsie anche a sud di Porto Sant'Elpidio. Ovviamente la presenza di numerose gallerie rende difficile l'operazione, quindi molto probabilmente si opterà per una soluzione analoga a quella adottata sull'autostrada del Sole nel tratto di Firenze, ossia destinare le 2 carreggiate attuali a un'unica direzione, dire la direzione nord, e realizzare ex novo una carreggiata a 3 corsie che ospiterà il traffico dell'altra direzione. Viadotto sul fosso dell'Albero, in questo momento galleria Corva, 170 metri. All'uscita di Civitanova Marche Macerata. Viadotto Pescolla,
binario Chieti Est, appena passata in avvicinamento uscita Civitanova Marche Macerata, viadotto sul fiume Chieti, Potenza Picena Camerino, strada statale 77 per Tolentino, Foligno e Macerata, che già filmata e pubblicata sul canale con segnaletica, raggiungibili dall'uscita Civitanova Marche Macerata. Chilometri mancanti all'area di servizio Conero, corrispondenza della quale terminerà il video di oggi. 31 km per Ancona, 106 per Pesaro, 135 per Rimini e 240 per Bologna. Viadotto Fosso Castellaro, 268 metri. Penso di aver visto più Maserati oggi che in tutta la mia vita, ne avrò incrociate almeno 5 o 6. Sono tutti dipendenti FCA che stanno approfittando dell'offerta, mentre lasciamo in questo momento il chilometro 260. Viadotto sul Fosso Caronte,
chilometri mancanti all'area di servizio Conero, quindi ultimi 13 chilometri di questa percorrenza in real time 4K. In questo momento il chilometro 250, sono 19 i chilometri mancanti all'uscita di Ancona Sud Osimo. Viadotto sul fiume Potenza, avvicinamento uscita Loreto Porto Recanati. Cingoli, Matelica, San Severino Marche e la Riviera del Conero, raggiungibili dall'uscita Loreto Porto Recanati in questo momento sulla destra. Chilometri mancanti all'area di servizio Conero Est, 14 km per Ancona, 89 per Pesaro, 118 per Rimini, 223 per Bologna, mentre sono 244 quelli mancanti all'allacciamento con l'autostrada del Sole. Prossima uscita Ancona Sud Osimo, che però potrete vedere nel video in versione classic con segnaletica che filmerò subito dopo. Ancona Ravenna.
Sono meno di 10 km mancanti all'uscita di Ancona Sud Osimo. Questo video della serie Real Time 4K finisce in questo momento. Se non li avete visti, vedete i due video precedenti della percorrenza dell'autostrada A24, il primo da Roma all'Aquila, il secondo da L'Aquila a Teramo. Viaggio di Highway Italia prosegue verso nord, area di servizio Conero Est. Io vi ringrazio come sempre per la compagnia e ricordate come sempre, drive safe.